Incendio nel primo pomeriggio al quinto piano di una palazzina in via Buonarroti a Spinea. Per motivi ancora sconosciuti, uno degli appartamenti è stato invaso dalle fiamme, la nube di fumo è uscita dalle finestre aperte, provocando il fuggi-fuggi dei residenti. Quasi immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno impiegato pochi minuti per domare il rogo, fortunatamente ancora nelle sue fasi iniziali. Sul posto per precauzione anche un'ambulanza che, una volta verificata l'assenza di persone coinvolte, è rientrata vuota all'ospedale. L'annunciata videosorveglianza nella zona di via Piava è costata cara a un giovane spacciatore inquadrato dalle telecamere di via Monte San Michele mentre recuperava 4 grammi di cocaina dall'interno di una campana gialla della raccolta differenziata. Alla scena hanno assistito in diretta i poliziotti della sala operativa della questura, che hanno immediatamente inviato una volante sul posto. Il ventenne nigeriano è stato denunciato. Come ormai tradizione, il primo giorno di primavera è dedicato in Italia al ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Studenti in strada anche a Venezia, dove decine di ragazzi si sono ritrovati alle 10 in campo Santa Margherita per rispondere all'appello delle associazioni Libera e Avviso Pubblico. Un lungo elenco di quasi 1000 nomi di vittime della mafia dal 1893 al 2015 è stato letto pubblicamente. A portare i saluti del sindaco di Venezia, la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano.